Oggi è stata l'assemblea che viene fatta ogni anno dell'Associazione Retina Veneto Onlus con sede giuridica e fisica presso la divisione oculistica dell'ospedale di Campo San Piero, Orsa 6 Uganea, e noi siamo lì il martedì, mercoledì e giovedì assieme al professor Parmigiani e la dottoressa Catena Dai, che visitano questi pazienti che sono affetti da retinite pigmentosa. Sono pazienti che provengono non solo dal Veneto, ma da Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, la Lombardia. Abbiamo dei pazienti della Puglia, della Calabria e ultimamente anche dalla Sicilia, quindi così parecchia gente, perché ahimè in Italia centri così specializzati ce ne sono solo 3: Campo San Piero, Firenze e Ferdinando II di Napoli. Posso aggiungere anche, perché non vorrei dimenticarmi, innanzitutto il fatto del nostro staff, della nostra equipe. Voglio anche ringraziare gli ortottisti che hanno una funzione di grande importanza nella gestione di questi pazienti, i nostri ortottisti riabilitatori, assistenti in oftalmologia, che sono attualmente 3 e che ci aiutano davvero molto nel prenderci carico a medio-lungo termine di questi pazienti. Noi alla fine a livello oculistico più che altro supervisioniamo questo lavoro, un lavoro difficile che penso ci stia dando grandi soddisfazioni, e penso che sia anche stato riconosciuto non solo dalle istituzioni scientifiche nazionali e europee, ma soprattutto anche dai nostri decisori di sanità, di politica sanitaria. E questo forse è ancora più difficile, perché in Italia spesso e volentieri non c'è grossa sintonia di intenti tra quello che un medico vorrebbe fare e quello che l'ospedale gli concede di fare. Nel nostro caso questa sintonia sembra essere presente e speriamo che anche per il prossimo futuro sia sempre così, e devo dire anche grazie ovviamente all'Università di Ferrara, che mi consente di andare tutte le settimane a Campo San Piero per dare una mano in questa gestione multidisciplinare dei nostri pazienti. Il reparto di oculistica di Campo San Piero ospita il centro di riferimento del Triveneto per questa rara malattia, che poi così rara non è in realtà. È una malattia sociale che è determinata geneticamente e che interessa molte persone, ma anche i familiari delle persone stesse, visto che è determinata ed è ereditaria. Noi abbiamo sempre creduto in questo progetto che ci è stato riconosciuto anche a livello regionale, nazionale e internazionale, facendo parte appunto di questa rete europea per le malattie rare della retina. Ospitiamo l'associazione dei pazienti affetti, la Retina Veneto Onlus, e cerchiamo di dare loro il massimo supporto sia di diagnostico che di informazioni. E con grande orgoglio che questo lavoro sotto la mia direzione sta andando avanti da ormai 10 anni e stiamo cercando di dare tutto quello che possiamo come professionisti e come persone. Ecco, io ringrazio per avermi dato l'occasione di richiamare l'attenzione su una problematica che riguarda i bambini con problematiche visive. L'oftalmologia pediatrica è sicuramente una nuova frontiera di grande interesse sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista clinico per l'oftalmologia, e la possibilità di inserire nuove tecnologie ci consentirà sicuramente di ottenere dei risultati molto importanti sul piano, ripeto, della ricerca, ma anche sul piano pratico. In particolare per quanto riguarda la retinopatia della prematurità, che rappresenta oggi la prima causa di cecità evitabile nei paesi occidentali e che vede purtroppo ancora molti bambini affetti, data anche la crescente percentuale di nascite di bambini prematuri e quindi una maggiore incidenza che si è osservata in questi ultimi anni. Sicuramente credo che presso il reparto si avrà l'occasione di installare delle nuove tecnologie, una nuova rete che ci consentirà di affrontare con soddisfazione anche questo argomento.